Cementi Zillo qui davanti alla provincia, come stanno andando le cose? Oddio, le trattative sono un po' ferme su posizioni bloccate perché la direzione per il momento dello stabilimento della Cementi Zillo non intende fare aperture ulteriori. Oggi è la seconda convocazione in provincia. Speriamo che effettivamente si portino a casa qualche risultato positivo. Le richieste sono quelle di incrementare il numero che la Cementi Zillo possa riassorbire all'interno degli stabilimenti preesistenti di Monselice e di Fanna e di aiutare il più possibile i pensionabili, quelli che entro il 2020 tecnicamente potrebbero andare in pensione dopo la mobilità e quindi sperare in bene, insomma. Ad oggi quanti sono i posti a rischio? Ufficialmente eravamo 66, siamo tutti in cassa integrazione che rischiamo la mobilità. Dei 66 comunque tra il riassorbimento all'interno della cementeria di Monselice e della cementeria di Fanna verrebbero salvati circa una decina di persone e più. Sul discorso dei pensionabili fino al 2020 ce ne sarebbero un'altra decina, quindi resterebbero 40-45 persone comunque scoperte e tutte persone con un'età sopra i 40-45 per non dire 50 che chiaramente sappiamo le attuali problematiche lavorative. Non ci sono molte possibilità di essere riassorbiti, c'è un interessamento da parte dei rappresentanti politici per far passare tutta la zona della Bassa Padovana come una zona che ha bisogno di finanziamenti, come zona un po' depressa, per cui incentivare l'eventualità di qualcuno che potesse reinvestire in zona per creare occupazione, perché Est in particolar modo sta soffrendo le ultime scelte fatte a livello regionale, provinciale di disoccupazione in maniera molto elevata.